questi attrezzi, il falegname fabbricava mobili ed utensili in legno. Ecco il banco di lavoro del Marangon, fornito di doppia morsa, sempre ingombro di pialle, pialloni, seghe e scalpelli. Attrezzi che dovevano sempre essere tenuti in perfetta efficienza, affilandoli con una mola d'acqua e rifiniti su una pietra lubrificata con olio. Il falegname usava seghe con misure diverse di lama, a seconda del tipo di taglio da effettuare. La pialla sgrossava le tavole e con il soreman le rendeva perfettamente piatte e uniformi. Anche la parte piatta della tavola veniva piallata e successivamente rifinita in modo da renderla perfettamente liscia. La raspa serviva a smussare tutti i tratti ricurvi. Utilizzava un apposito attrezzo per segnare il punto da incavare e con lo scalpello asportava il materiale per ricavare un incavo in cui alloggiare una serratura. Una serie di punte e un trapano a mano eseguiva fori di diametri diversi. Per avere un taglio a 45 gradi utilizzava questo strumento. L'angolo risultava perfettamente a squara. Per modellare gli spigoli, il falegname usava delle pialle sagomate in funzione dell'effetto che voleva creare.
classico era detto a coda di rondine. Si procedeva a intagliare con un saracco l'incastro femmina, asportando la parte interna con uno scalpello. Dopo averlo segnato, si procedeva a segare l'incastro maschio. Era l'incastro base di tutti i mobili in legno.